Mamma Osimhen, ma che giocatore che è Osimhen, con la palla al piede lui va e dribbling qua di là, che gol che ha fatto Osimhen, che gol che ha fatto Osimhen, che gol che ha fatto Osimhen, tripletta un'altra volta. Ma ciao a tutti amici, da Napoli e l'87, che cavolo, saranno pure amichevoli, ma lui segna sempre. Ancora un'altra tripletta, dopo con l'Aquila, ancora, si ripete Victor Osimhen. È veramente una punta di sfondamento, ragazzi, spettacolare il terzo gol, quello con lo stop e tiro, mamma mia, che gol ha fatto Victor Osimhen. Cioè, la difesa del Teramo lì ha fatto dei macelli, cioè, inguardabile, la difesa del Teramo. Cioè, ci ha regalato 2 gol su 3, però tanta roba Victor Osimhen, che se gli dai spazio ti fa male, l'abbiamo visto, che gol, il primo subito in apertura dopo 3 minuti segna ancora, cioè ci ha preso l'abitudine a segnare in apertura della partita, cioè ha fatto uno più bello dell'altro, il terzo però secondo me è stato il più bello di tutti, su assist di Lozano il primo, che poi Lozano... Vabbè, non ne parliamo, il secondo gol del Napoli, quello di Lozano, che gol ha fatto? Guaiù, diamogli fiducia al Ciughi, che t'ha combinato? Dove l'ha messa? Nel 7, nell'8, nel 9, dove l'ha messa? Veramente l'ha messa così alta che il portiere non ci poteva mai arrivare, ma là nemmeno Superman ci arriva. Grande Lozano, grande Ciughi, così ti vogliamo. No, con il Teramo, mi raccomando, in campionato devi fare sti gol, in campionato devi fare ste giocate, in campionato devi fare l'assist per Victor Osimhen. Un altro che ha fatto una grande partita, non ha segnato, ma ha fatto una grande partita. Politano. Che partita ha fatto Politano, ragazzi? Dribbling, test, sinistro. Ha fatto una bella partita Politano. Gli è mancato solo il gol. Poi Younes ha fatto, diciamo, un assist per Osimhen, dove ha trovato il gol del 3-0, se non sbaglio il 4-0. Insomma, il Napoli vince con un bel poker al Teramo. E ne mettiamo a terra, a terra proprio, a Cuccia Teramo, ma ci stava, ragazzi, vincere 4-0 con il Teramo, è una squadra di Serie C, siamoci calmi, sono partite che il Napoli deve vincere facilmente, così è stato, infatti abbiamo vinto 4-0, la partita poteva finire certamente con un risultato ancora più pesante, è andata bene per il Teramo, Koulibaly si ha vita mia, però che sbaglio fai Koulibaly? Ci stava per costare il gol del Teramo, meno male, Ospina c'era sul pallone, cioè ha tentato un pallonetto l'attaccante del Teramo, ma comunque Ospina era sulla traiettoria del pallone, è uscito a proteggere la porta. Bene tutti, a parte quella sciocchezza di Koulibaly, vabbè, poi un gol mangiato da Osimhen ci sta pure, perché comunque anche oggi ha confermato di essere un grande attaccante, facendo 3 gol. È vero, giochi con il Teramo, ma Osimhen c'è. Osimhen in ogni partita c'è anche la sua firma sotto il tabellino dei marcatori, capito? E quello è importante. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, amici, venite sotto il video di Napuliel87, iscrivetevi al canale che non vi costa niente, se volete abbonatevi al canale di Napuliel87 per vedere cose in più, come sapete, i video pronostici, perché fra poco comincerà il campionato, poi ci saranno i video, le live dopo andate in onda, e poi ci saranno i video di calciomercato. Ciuchi, a te ti piace Ciuchi? E che gol ha fatto? Mamma mia, Ciuchi, sei qui su qua? Com'è bello? Buonasera a tutti amici e forza Naples!